È un libro che si pone la domanda e la necessità del chiedersi se è possibile coniugare un welfare pubblico di comunità con le azioni di un welfare aziendale. Faccio un esempio: oggi noi abbiamo 7 milioni di caregiver in Italia, di cui 4 milioni e mezzo in età da lavoro, persone che si prendono cura di una persona cara e che hanno bisogno di essere prese in carico per il lavoro di cura che svolgono, e sono lavoratori. Far star meglio loro significa far star meglio anche le imprese per le quali lavorano. Dunque, partendo dalla necessità di costruire una sinergia, serve responsabilizzare anche le politiche pubbliche nel vedere chi si prende cura, nel sostenerli, nel riconoscerli, nel valorizzarli e nel dare loro sollievo programmato in emergenza, come chiediamo col nostro progetto di legge appunto per la valorizzazione dei caregiver familiari. Questo libro è pieno di contributi, di spunti, di riflessioni che non vogliono dare una risposta definitiva, ma certamente tracciare una strada possibile, nella convinzione che la cura sia quel filo che impedisce alla società di spezzarsi e che dunque in nome di questa è necessario svolgere tutte le attività per far dialogare mondi diversi ma che possono concorrere a un medesimo benessere. È possibile un'alleanza tra welfare aziendale e di comunità? Se me l'avessero chiesto 8 anni fa avrei risposto ma forse, grandi punti interrogativi. Oggi ci sono meno punti interrogativi perché qualcosa si comincia a costruire, si comincia a vedere, soprattutto nelle aziende, chiaramente partendo dalle grandi aziende, la consapevolezza del fatto che hanno il 40% di lavoratori che hanno anche carichi di cura di tipo familiare è cresciuta, e quindi le aziende stanno organizzandosi per consentire ai lavoratori con carichi di cura di lavorare meglio, di mantenere la loro professionalità in azienda, offrendo a loro formazione, consapevolezza, servizi di supporto e di sollievo. Però questo è importante che venga fatto mettendosi in collegamento, in connessione con i servizi sociali territoriali. In questo modo non si sprecano risorse, si valorizzano le esperienze buone, si aiutano anche con le risorse welfare aziendale i servizi sociali a offrire un servizio migliore anche sul territorio, anche alle altre persone che magari non sono ancora lavoratori, sono pensionati o hanno dei problemi economici, e quindi questo credo che sia la strada giusta. 2 parole sul progetto Boccata d'aria. Boccata d'aria è un po' la somma di questa riflessione, di questo ragionamento, di queste esperienze. Viene da una esperienza francese che però noi abbiamo adattato e mutuato collegandola alla realtà del nostro territorio, ed è la possibilità per un caregiver di avere 4 ore settimanali di sollievo, per cui può prendere una boccata d'aria, può uscire di casa, può andare dalla parrucchiera, può andare dal medico o può studiare per un corso di formazione che migliori la sua condizione di lavoro, e per questo periodo c'è un operatore altamente professionalizzato e specializzato che prende il suo posto per questo periodo, consentendogli di ricreare un percorso. Questa possibilità poi crea anche, è stato creato un sistema che consente anche di utilizzare le risorse del welfare aziendale per pagare questo servizio, in modo tale che questo servizio, che è un servizio pubblico, collegato in partecipazione ovviamente all'ISEE, è un servizio che si apre e si estende anche ai caregiver lavoratori delle aziende del territorio. È un'esperienza che stiamo completando, mettendo a regime. È un servizio che il territorio dove noi operiamo maggiormente ha ormai creato in modo consolidato. Attraverso una norma regionale è stata costituita l'agenzia Veneto Welfare, che in questo momento è all'interno ospitata da Veneto Lavoro, con lo scopo di promuovere l'accesso al welfare previdenziale pensionistico, sanitario, promuovere il welfare bilaterale, favorire il welfare aziendale e quello territoriale. Recentemente abbiamo avviato un premio lo scorso anno per la prima volta per raccogliere tutte le esperienze nella pubblica amministrazione di welfare territoriale, scoprendo veramente molte cose interessanti, e soprattutto abbiamo scoperto che ci sono molte realtà territoriali dove il welfare aziendale è connesso con il territorio nella logica di comprare i servizi sociali a chilometro zero, e questo ci pare la direzione assolutamente da promuovere e da favorire.
La Marzotto è una grossa azienda tessile che ha centinaia di anni. La grande intuizione, partendo dal bisogno di manodopera che c'era a quel tempo, perché non c'era, era molto alto il bisogno della manodopera per i reparti tessile e abbigliamento, poi è stata quella di creare i servizi che servivano ai lavoratori per poter andare a lavorare, quindi l'asilo vicino alla fabbrica, il ricovero per gli anziani vicino alla fabbrica, i poliambulatori e tutta una serie di contorno anche da un punto di vista sportivo, e quindi si è creata la città sociale che ha dato servizi ai cittadini, ma che era funzionale non solo al benessere ma anche a mantenere manodopera in zona.